16 punti su 18, quindi è un po' come il Sud Tirolo, è una squadra in grandi condizioni. Sono le due squadre. Le due squadre in grandi condizioni. Che armi deve usare il Padova per portare via un risultato positivo? E poi ti aggiungo una seconda domanda. Ultime 6 partite, 3 sconfitte, 2 vittorie e un pareggio, sono 7 punti su 18. È indubbio che dal punto di vista dei risultati una pressione c'è stata. Secondo te è una pressione dovuta al fatto che gli avversari sono stati più bravi o anche a dei problemi che magari si sono presentati inaspettati? Grazie. Rispondo prima alla seconda. Io direi più 29 su 14, più di 2 punti a partita, 9 vittorie, 5 in trasferta, 12 giocatori che hanno fatto gol, una squadra che ha subito meno tiri nello specchio della porta, una squadra che ha subito meno cross negli ultimi 20 metri. Questi sono i dati. Detto questo, i punti sono punti, e per come abbiamo iniziato quello che hai detto tu è vero, perché poi se uno va a vedere come sono stati fatti i punti, non penso che ci sia un motivo preciso, perché poi le partite dove non abbiamo fatto punti, c'è la partita con Ravenna che oggettivamente è una partita a sé, partita con la Triestina completamente sbagliata, e quella di domenica che non è stata una bella partita, ma è stata equilibrata, e secondo me il risultato più giusto è il pareggio. Quindi, perché loro è vero che all'inizio hanno palleggiato, ma hanno fatto un tiro con Morosini da 20 metri, ed è pur vero che ne abbiamo avuto 2 occasioni clamorose per pareggiare. Quindi come dire, io se proprio non ho mai fatto i bilanci, anche quando c'erano elogi a tutta forza, e non lo faccio ancora adesso, perché ho detto che il bilancio lo faccio 10 volte, 8 volte, però se proprio si deve fare un bilancio si deve fare sul cammino, altrimenti sarebbe altrimenti sarebbe troppo semplicistico. Detto questo, loro, io devo fare complimenti a Sottile, perché è stato bravo, che entrare in corsa e trovare subito il bandolo della matassa, e non solo fare i punti, perché poi i punti si possono anche fare in grande, ma farli con una squadra che gioca, che è organizzata, che è esperta, ma allo stesso tempo è brillante, è stato davvero bravo. Quindi per superare e per contrapporsi alla Feralpi ci vogliono tutte le componenti, tutte. Se ne sbagliamo qualcuna paghiamo. Io volevo restare un attimo anche sul momento, è giustissimo quello che hai detto, perché adesso tutto il percorso dall'inizio ad oggi, però appunto è innegabile, appunto come è riconosciuto, che nell'ultimo sempre qualcosina purtroppo a livello di flessione dei risultati c'è stato. Allora, provando a mettermi nei panni di un calciatore che non sono mai stato a questi livelli, hai dovuto, tra virgolette, non so, lavorare anche sull'aspetto un po' psicologico in settimana, perché sai, uno poi va a vedere i risultati, dice così, dai ragazzi, bisogna anche tirare su magari in certi momenti, forse non dico che sia un momento più delicato della stagione, da quando siete partiti questo, non voglio dire questo, però magari una parolina per cercare di fungolarlo ulteriormente, oppure per... Sì, è molto più difficile lavorare dal punto di vista psicologico quando si vince che quando non si vince. E l'allenatore, secondo me, il lavoro dell'allenatore è un lavoro a 360 gradi, quindi deve lavorare da un punto di vista tecnico-tattico, da un punto di vista fisico, da un punto di vista motivazionale, da un punto di vista di empatia e di conoscenza, quindi c'è sempre un lavoro psicologico, è chiaro, ed è un lavoro psicologico che viene fatto col gruppo e singolarmente, ma questo è il mio modo di intendere quella che chiamiamo una professione, ma in realtà è una grande passione per quanto mi riguarda. Però credimi,
penso che sia così, è sempre più difficile lavorare a un punto di vista psicologico quando si viene da vittoria. Quindi si analizza, si cerca di capire prima come squadra, poi come singoli, le cose che non sono andate, le cose che sono andate ma potevano andare meglio. E poi si cerca di lavorare sul campo per poter fare meglio, cercando di farsi condizionare il meno possibile da quello che è il risultato della partita innanzitutto e da quelle che sono le sensazioni al di fuori del gruppo, perché tante volte ti dicono che sei bello, sei alto e sei biondo, e in realtà non è così, solo perché hai vinto, o viceversa ti dicono che non sei bello, alto e biondo solo perché hai perso. E quindi devi riuscire a trovare la giusta lettura, ma soprattutto la giusta chiave per poi andare a intervenire sia singolarmente che come squadra nel calciatore. Questo è un punto di vista psicologico. Ma te l'ho chiesto anche perché Buio comunque in settimana, da quello che ho capito, insomma, poi siete guardati in faccia. Beh, abbiamo fatto, come sempre, abbiamo fatto una riunione, quando fai una riunione stai in centro ti guardi in faccia. Credo che facesse riferimento a una riunione che abbiamo fatto come facciamo sempre a inizio settimana e quindi penso che facesse riferimento a quello. In realtà è la prima volta che intervistate il Buio, probabilmente se l'avessi intervistata altre volte avrebbe detto le stesse cose perché è consuetudine. Poi i toni, i modi, quelli li decide l'allenatore in relazione al momento, alla partita, a chi dobbiamo affrontare, però è una costante, penso che sia una costante in tutte le squadre. Sempre sul tema dell'aspetto psicologico, fino adesso avete fatto molto bene effettivamente, può essere che in qualche Ma non abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto, ma avremmo potuto fare di più e abbiamo l'obbligo di fare di più. Però il bilancio è molto positivo, magari in qualcuno è subentrato un po' di appagamento inconsciamente, l'atteggiamento è diverso rispetto a quello che abbiamo visto mai nelle prime partite, anche come cattiveria. Ma non lo so, perché poi un'altra statistica, noi siamo la prima squadra per falli commessi, quindi qui anzi ci accusano del contrario, quindi io ribadisco per carità, rispetto le opinioni di tutti, però poi nel 2019 c'è una cosa bellissima che sono i dati. Quando lui dice che tiriamo poco da fuori, io non gli posso dire che ha torto, perché sanno i numeri. Buglio ha detto che cerchiamo di insistere e di lavorare per far sì che succeda, e secondo me a fine anno succederà. Però quando, ripeto, lui dice quello, io non posso dire una tua sensazione, perché? Perché ci stanno i numeri. O no? Quando tu dici il fatto della cattiveria, e là ci accusano dell'opposto, e ci stanno i numeri. Siamo la prima squadra in questo girone per farli fischiati, anzi, perché poi bisogna aprire un altro capitolo. Però dico, quindi se poi ti riferisci a cattiveria non in senso di contatto fisico, ma cattiveria in un passaggio più, quello è un altro discorso, ci sono gli alti e bassi di una squadra che, per quanto ha 14 settimane alle spalle, però è sempre secondo me nuova. Faccio un esempio: domenica scorsa abbiamo affrontato una squadra che ha 3-4 anni di lavoro alle spalle. Sembra una stupidaggine, ma stupidaggine non è, e quindi qualcosa ogni tanto si paga. Noi non l'abbiamo pagata all'inizio, ma stiamo iniziando a pagarla qualcosa, ma credo che sia normale. Il punto è vedere il percorso nel suo complesso, perché se no analizziamo la partita di domenica scorsa ma l'abbiamo analizzata dopo la partita. Se poi invece analizzare quello che è Padova, secondo me bisogna analizzare tutto quello che è stato fatto dal 12 di luglio, quelli che sono saliti sul pullman, chi era, quelli che sono arrivati, come e quando sono arrivati, il lavoro che è stato fatto, quello che si è creato e quello che si sarebbe potuto fare lavorando un pizzichino meglio. Di più la vedo difficile. Allora, innanzitutto io ti chiedo come sta la squadra a livello fisico, quindi se ci saranno dei disponibili domani. Cerpi, Silla e Cherubin, Fazzi o Argocci. Ok, seconda cosa, io ho avuto modo di vedere la Feral Pessalone, il posticcio, quello che aveva fatto
una buonissima impressione al di là del risultato. Hai già parlato bene di mister Sottili, che squadra sarà e che partita sarà soprattutto quella di domani? È una squadra forte, perché ha sia giocatori esperti, come su tutti i calcio, ma anche altri, che giocatori giovani e brillanti, sia di gamba che di giocata. È una squadra organizzata, che ha un terreno di gioco bellissimo tra le altre cose e che sta vivendo un momento estremamente felice da un punto di vista sia di prestazioni che di risultati, quindi ci vorrà il miglior Padova. Io vorrei tornare un attimo sulle questioni delle scelte e chiederti, in questo momento, secondo te, Io lo so dove arrivare. no, sul fronte offensivo, ecco, ne hai provati di coppie un po' di. Sembra che ancora tu non sia arrivato, non tu, i giocatori non siano arrivati a darti l'indicazione migliore per quale essere l'assortimento, il tandem migliore offensivo. Sono tutti presi con le loro caratteristiche giocatori validi, però non abbiamo la sensazione che emerge dopo 14 partite, è che sostanzialmente non abbiamo il vero bomber, come può dire quello che fa 15-10. Sì, però... No, ti chiedo, questo ti preoccupa oppure sei comunque sempre alla ricerca, come diciamo noi in Veneto, smisciando, cioè mescolando? Allora, due cose. La prima, la preoccupazione non esiste perché è uno sport il calcio, quindi togliamo da mezzo preoccupazione, paura, timore, ansia, stress, stiamo parlando di calcio, che è gioia. Quindi, detto questo, i nostri attaccanti hanno fatto, sto facendo adesso un po' di calcolo. 22 gol, No, gli attaccanti hanno fatto 11-12 gol. Più o meno. Cioè, Per quanto mi riguarda, meglio che 12 gol divisi che 10 gol di uno e 2 di un altro, perché se quei 10 gol di uno, se questo si ammala di un raffreddore o ha un calo di rendimento, che succede? Quindi da questo punto di vista la mutualità del fare gol è una cosa che mi soddisfa. Detto questo, e l'ho ribadito, e l'ho sempre ribadito, si può e si deve fare sempre di più, sempre e comunque. Perché? Perché in questo momento, per carità, siamo secondi a un punto dalla Vicenza, ma credo che ancora non siamo arrivati al nostro 100%. E io ho sempre detto che l'obiettivo non è vincere le partite è una conseguenza, l'obiettivo è arrivare al 100%, perché secondo me se noi arriviamo al 100% poi ci sta che vinciamo anche le partite. Quindi io credo che noi, sia come singoli che come squadra, ancora non l'abbiamo raggiunto il 100%. Raggiungere il 100% significa giocare al 100%, contrastare al 100%, fare il passaggio al 100%, tirare al 100% e via avanti così. Questo è quello che dico. Detto questo, secondo me ci arriveremo, perché la disponibilità è chi sa, loro due martedì. No, io stiamo che abbiamo fatto, ci siamo incrociati sotto l'acqua, poveretti, pioveva a dirotto, e credo che si siano divertiti per l'allenamento, perché c'è stata una partecipazione, un impegno di una squadra che come sempre sa bene per ogni giorno essere meglio del giorno precedente. A proposito di miglioramento, sul piano del gioco, cioè della costruzione della manovra, della partecipazione, eccetera. Ecco, là dobbiamo migliorare parecchio. Ecco, quali sono i margini di crescita? Là, quelle enormi, non bisogna trovare l'alibi della categoria, non bisogna trovare l'alibi del fatto che adesso i cambi iniziano a essere, ma si può e si deve migliorare tantissimo. Mi dispiace tanto, e l'ho ribadito un sacco di volte, che non abbiamo nemmeno una sosta dove poter fare 4-5 giorni, e quindi c'è sempre da dover andare a preparare la partita, perché io questo gruppo insieme in settimane senza la partita non l'ho mai avuto, quindi ho dovuto sempre
ed è tra virgolette un peccato perché abbiamo da quel punto di vista dei margini di crescita enormi, però invece di per caratteristiche sfruttare delle cose ne sfruttiamo delle altre, quindi io penso che il bello conta, ma conta di più la sostanza, anche se attraverso una manovra un po' più fluida credo che anche la sostanza migliori, però ci vuole un pizzico di tempo che a oggi non abbiamo avuto. Senti, rispetto alla partita con Südtirol, intanto certo che comunque rientrano dalla squalifica, a parte Capelli, però recuperi anche Ronaldo, senza togliere chi ha giocato al suo posto, che sicuramente ha dato il massimo, però è già, voglio dire, avere Ronaldo magari può avere anche più soluzioni, no, proprio sul piano del gioco. Avere dei giocatori in più assolutamente. Ma Lovato sì, ce l'è. Ecco, quello che volevo dire, perché poi magari gli avversari iniziano anche a schermare un po' Ronaldo, no? Mentre magari hanno tre quarti che gli gira attorno quando il palla palla, cerca di schermare, di andare sì, nella linea. diciamo che poi sta nella capacità del giocatore riuscire ad ovviare o a portare il giocatore che lo marca in zona di campo, a lui sì. Diciamo ci stiamo lavorando sia, ma non con Ronaldo, con il metodista. Ronaldo, Serena, quando ha giocato Buglio, Mandolini, che è più un incontrista che io Mandolini quando gioca nella difesa è perché secondo me mi serve come servire, esatto. Però se una squadra avversaria spende un uomo in marcatura in quella zona significa che si liberano degli spazi, oppure significa che tu puoi scegliere di portare quello che ti manca in spazi a lui poco congeniali. Chiaramente contestualmente si libera altri spazi e dei giocatori devono andare a occuparli. A parole è molto semplice, poi bisogna come dire, interpretare, e su questo, questa è un'altra cosa che secondo me dobbiamo migliorare un pochettino. Ultima cosa, appunto dicevi che manca Lovato per l'impegno con la nazionale e che Robin è infortunato, che in teoria sono loro due che si alternano a fare il terzo di sinistra nella difesa. Allora, e giocherà un altro. No, quello che volevo dire, tanto escludi il passaggio ad una difesa 4 come magari hai fatto nel finale di partita con Südtirol, che hai messo la linea destra e quindi... Io non ho mai escluso niente, quindi nel senso non te l'escludo. No, non metterci in dubbio, dai. No, allora ti dico questo, se tu pensi che io posso giocare a 4, può essere vero o non vero. Se tu pensi che io gioco a 5, può essere vero o non vero, nel senso... No, ma appunto, vista la situazione particolare... No, ma i difensori ce li ho, cioè nel senso si può fare, sì. Cioè, Melkovic potrebbe giocare tranquillamente a sinistra. No, non si può fare, come giocare o per la gara, insomma. Diciamo che potrebbe essere uno, potrebbe essere un altro. Ci può dare un aiutino, nel senso che questa è la strada che non è mai una la strada. Non è mai nella preparazione della partita, per quello che non è mai una la strada, perché poi non sai come si adeguano gli avversari. Detto questo, io guardo lo sviluppo della squadra in funzione a quelli che sono gli eventuali cambiamenti, sia di caratteristiche o di sistema che ho fatto il primo tempo col Vicenza, in funzione di quello che sono i giocatori e di quello che è una mia idea. Non è detto che sia giusto, che sia sbagliato, ma poi la porta avanti. Quindi, cioè, tu puoi pensare quello che qualunque cosa, io già lo so, lo so. Perché ho proposto le due alternative, no? Alla fine... Lo so, ma in realtà ce ne potrebbero essere anche altre, cioè nel senso, dico, si può. Perché fino a una settimana fa dicevamo che cambiare modo di partenza magari non siamo ancora pronti. Sì, ma perché ci vuole più tempo, no? Per cambiare anche il sistema di gioco dall'inizio, dicevi, invece un altro conto se lo fai magari a partita in corso per 20 minuti perché c'è l'esigenza, questo ci dice. Sì, è così.
proseguo, ma allo stesso tempo, se tu pensi che un modulo diverso possa aiutarti, puoi partire con un modulo diverso e poi tornare al tuo. Cioè, quindi si può fare tutto. Se i calciatori sono disponibili e pronti, si può fare tutto. Che non è detto che poi sia una cosa giusta, però i giocatori per giocare in qualunque maniera ce l'ho. Qualcosina, infatti per me è l'ultima, infatti qualcosina c'hai detto, però guardando che faccio lo Stefano Volpe della situazione oggi, ti chiedo, vabbè, dietro abbiamo questo problema perché questa alternativa allo Barco. A centrocampo tu hai detto che voglio vedere Fazio oggi, ma potrebbe farcela o no secondo te? Quindi non ci vuoi dire nulla? No, non lo so, non siamo al limite. Siamo veramente al limite. L'altro giorno dicevi che avevo visto fare corsa lineare, no? Quando ci siamo visti sulla pioggia che andava spedito, però poi mi hai detto anche sì, poi però giocare una partita per i cambi diversi è un'altra cosa. Sì, in questi giorni ha avuto no, ha avuto risposte. Partita non ne ha fatte. E la differenza tra stare bene e giocare una partita cioè non è la stessa cosa. Quindi noi l'unica cosa che non ci possiamo permettere è perdere i giocatori per 2 o 3 mesi. Volevo chiudere con questo discorso, cioè sempre sul modulo, tu hai detto, sì, non è detto che possa partire con un modulo e poi tornare all'antico, ma l'alternativa più concreta, vedendo anche come butti dentro adesso con una certa insistenza al cambiamento nei finali di partita, è quella del trequartista dietro alle 2 punte, l'alternativa più possibile, maggiore, oppure sono le soluzioni magari del 4-3? Allora, col Vicenza non l'ho messo sicuramente. Gabriele è un giocatore che ha dribbling, a 1 contro 1, ed è una cosa che spariglia nelle partite bloccate. Lui in piena condizione potrebbe fare anche l'esterno, il quinto, quindi chiaramente con caratteristiche, con coperture differenti, ma potrebbe tranquillamente fare il quinto, e secondo me al 100% anche la mezzala, oltre il trequartista. Quindi avere un giocatore che secondo me sempre offensivo ma estremamente utile è molto utile, è molto utile, e piano piano diventerà in condizione. L'unico modo è dargli dei minuti in partite vere, in partite dove non è come l'allenamento, perché il ritmo cambia completamente, e quindi questo è l'obiettivo. Poi come utilizzarlo, quello aspetta a me, eventualmente. Posso avere ma proprio te la faccio anche senza microfono? No, senza microfono. È una cosa da senza microfono che fagliela una domanda. Sì, la faccio la domanda. Ok. Non c'entra con la partita di domani, ma una curiosità, avete intenzione magari nelle prossime settimane di iniziare a fare qualche amichevole infrasettimanale, andare in giro per la provincia? Diciamo che perché al di là degli allenamenti e tutto, no? Poi la partita è quella che conta, sicuramente quello ufficiale, insomma c'è tutto, l'adrenalina e tutto, però anche amichevole, infrasettimanale, anche per avvicinare i tifosi. Allora ne fanno tanto squadra. Sì, ne parlavo con Massimo quando? Settimana scorsa. Per esperienza questo periodo qua è un periodo piovoso, un periodo dove anche i campi non sono perfetti, quindi casomai organizzare una settimana prima e andare su un campo che è diverso dal tuo non è conveniente, ma con il proseguo della stagione, infatti ne parlavo a lui, è una cosa che al di là della partita proprio, nel senso di minutaggi, ma avvicinarsi alla propria gente è una cosa che secondo me può essere utile. In questo periodo credo che
gambe che iniziano a appesantirsi, allenarsi sempre sullo stesso campo è un vantaggio, o quantomeno non cambiare terreno è uno svantaggio. Per un discorso di rischi infortuni, per un discorso sì. in maniera diversa. Sì. Quindi tu organizzi con una settimana d'anticipo, trovi il maltempo, trovi anche se è un bel campo, però una pesantezza che è diversa da quella a cui sei abituato e ti vai a prendere rischi che secondo me... Diciamo che da fine febbraio-marzo potrebbe essere... Sì, ma no, credo, io ne parlavo, ripeto, proprio la settimana scorsa ne parlavo con lui.